Decoriamo Valletta è un progetto di Arci Fuzzi che porta avanti ormai dal 2013 e ogni anno abbiamo colorato un pezzettino del quartiere e abbiamo realizzato questo sottopasso, che è il sottopasso che collega il Parco Baden-Powell al Bosco Virgiliano, che è un punto fondamentale per la ciclabilità di Mantova in realtà, anche se è un po' periferico, e quindi è stato dedicato il disegno a questo tema: 1000 bici per 1000 chilometri, perché da qui passa l'Eurovelo 7, una ciclabile ideale europea che collega Malta a Capo Nord. E quindi Jens Besser, un artista tedesco, insieme a Collettivo FX, un artista di Reggio Emilia, sono venuti qua con le cargo bike, hanno caricato il loro materiale sulle biciclette senza consumare CO2 e hanno disegnato tutte queste bici e questo percorso astratto e colorato che porta dal bosco fino a Valletta Valsecchi e poi verso il centro lungo l'Argine Maestro. I panettoni sparsi per il quartiere erano stati la prima azione di Decoriamo Valletta ancora nel 2013, solo che questi panettoni si erano sbiaditi, si erano danneggiati e il comitato di quartiere e alcune persone del quartiere ci hanno fatto notare: ma perché non li ricolorate? E quindi abbiamo fatto questa operazione un po' vintage. È tornato Pao e ha ridipinto 36 panettoni in un tempo record, riprendendo alcuni temi cari per non sconvolgere i bambini che sono cresciuti con quei panettoni e riprendendo invece davanti a mailboxes un tema, cioè quello di tutto mondo, nel senso che i passanti che sono passati in quella settimana sono stati ritratti nei panettoni e ovviamente si vede anche la multietnicità del quartiere. Pao è giunto a Mantova 2 settimane fa e ha risieduto allo studentato di Valletta Valsecchi per fare in modo che l'artista fosse presente nel quartiere anche durante diciamo, le pause, quindi ha potuto mangiare al ristorante in Valletta Valsecchi e appunto dormire qui. Tutti gli interventi infatti di Decoriamo Valletta nella serie degli anni si caratterizzano anche per avere una valenza sociale, in modo da avere sempre l'artista che è coinvolto nella rete sociale che comunque lo circonda e che caratterizza il nostro quartiere di Valletta Valsecchi. Nell'annualità 2020-2021 il progetto di Decoriamo Valletta ha avuto il supporto del Comune di Mantova, come in tanti altri interventi. Nello specifico quest'anno in compartecipazione con il Comune di Ravenna siamo stati coinvolti nell'avviso Sinergie, un bando realizzato da ANCI, la rete dei comuni italiani, che si chiama Virgilio e Dante 4.0, nuove strade per antichi maestri. Per i prossimi interventi futuri di Decoriamo Valletta abbiamo intenzione di lavorare sul campino da basket di Via Volta, che potrebbe diventare il nuovo epicentro di incontro e scambio di tutta la comunità del quartiere. Vi invitiamo a venire a vedere le opere e tutte le cosine belle alla festa che faremo il 16 maggio, se tutto va bene, se il decreto ce lo permette, proprio qui nel Parco Baden-Powell dopo il sottopasso. E trovate informazioni varie sul sito www.arcifuzzi.it E anche sulla nostra pagina Facebook Arci Fuzzi.